causa. Franco Doneddu per l'ultimo intervento. Ecco, c'è sempre qualcuno che fa finta. Giovanni Composto per chiudere. Ci sono altri dopo Giovanni? Mi pare di no. Va bene, prego Franco. Quindi non sono l'ultimo capo di Stato, come ha detto Bustianelli. Finché il popolo non si stancherà e ci manderà tutti via, anche perché corriamo il rischio di ripeterci continuamente, portando più o meno spesso le stesse osservazioni. Io non voglio entrare nel merito del progetto Gamesa, mi affido ai nostri amministratori che hanno gli strumenti, hanno gli uffici appositi e sono quelli che hanno le porte aperte per chiedere, per avere tutte quante le informazioni. Prendo comunque atto che si è arrivati alla stessa conclusione sia tra il comitato e l'amministrazione pubblica, almeno fino a questo momento. Naturalmente la cosa va ulteriormente seguita e, vista anche la partecipazione, è opportuno che ci sia uno scambio continuo, un interferire continuo tra gli amministratori e la popolazione. Voglio un po' uscire al di fuori di quello che è diciamo così, il nostro campanile per ricordare comunque alcune considerazioni che spesso sono state dimenticate, sia l'altro giorno nell'assemblea promossa dal comitato, sia anche stasera. Cioè, questa iniziativa che a noi non sta bene, abbiamo deciso tutti quanti assieme, per il tipo di progetto così com'è, non ci deve far dimenticare che l'esigenza della produzione di energia pulita nasce da consessi internazionali che hanno preso queste decisioni su, diciamo così, consiglio ultimativo degli scienziati. Cioè, noi dobbiamo arrivare alla produzione di energia pulita perché altrimenti anche noi vitesi continuiamo a pagarne le conseguenze. Cioè, quello che è successo per quanto riguarda l'alluvione del 2013, dicono gli scienziati, non lo dico io, è una conseguenza diretta della produzione di energia così come è stata finora. La siccità dell'anno scorso è una conseguenza diretta delle politiche energetiche che gli stati, tutti gli stati, hanno seguito finora. E abbiamo, io personalmente ho dei figli, ma molti di noi hanno figli fuori, alcuni vivono in grandi città e devono uscire di casa con la mascherina. Quindi, voglio dire, le decisioni sia dell'altra sera nell'assemblea e di oggi non dovrà essere un no all'eolico. Non può essere un no all'eolico. Cioè, dobbiamo riconoscere che è diventata un'esigenza vitale non solo per noi vitesi. Non dobbiamo obbedire più alla logica che vogliamo le opere, vogliamo le strade, ma deve passare lungo il confine prendendo il terreno del vicino e non il mio. Va bene? Grazie.